pensato questo outfit? Mia sorella Simona sta indossando una taglia, lei porta, scusatemi, una taglia 46. Quindi ho scelto per lei questo abito chemisier in cotone di flanella, bello caldino e un po' pelosino. Le nostre maglie con il collo a barchetta, che sono in viscose, quindi mantengono il corpo in temperatura, e qui indossa dei pantaloni col punto Milano con questi bottoncini caratteristici e con questa grugren che va ad impreziosire il capo. E per ultimo questi fantastici ciabattine che sono veramente in visone, quindi è proprio un vero visone per voi, per quindi tutte le donne con una fisicità un po' abbondante e morbida. Vi consigliamo e oggi vi proponiamo questo meraviglioso outfit. Eccoci qua con la nostra Giorgia. Per Giorgia invece ho scelto una tunichettina in cotone di flanella, quindi molto gradevole sulla pelle, e questi pantaloni che sono altrettanto interessanti perché sono fatti in un tessuto che si chiama doppio. Perché doppio? Perché internamente hanno il cotone che va a contatto sulla pelle e esternamente sono fatti in lana, quindi vi terranno molto tepore e saranno molto confortevoli sia per la casa ma anche per l'esterno quando arriverà il grande freddo. Per la nostra casa abbiamo pensato di proporvi le home moccasin, che sono dei mocassini proprio così da casa, con questo lacettino. Internamente hanno questo pelo che vi terrà i piedini caldi caldi. Adesso vi chiamo mia sorella Simona, eccola qua, e vi darò, eccola qui, e vi darò qualche nozione sulle forme fisiche di Simona e di Giorgia, che vi permetteranno di capire per quale motivo abbiamo scelto questi due tipi di outfit differenti. Allora, Giorgia ha come vestibilità, come forma fisica, scusatemi, è una forma detta a pera, fatta così, con quindi spalle più piccole e fianchi più larghi. Invece Simona ha una forma a mela. Ritornando a Giorgia, abbiamo scelto questo scamiciato, questo abitino con questa parte della manica calata e un po' voluminosa, che va ad ingrandire e a riproporzionare la figura, perché sotto ha lo stretto e sopra ha la parte più larga, e in questo modo la figura rimane più slanciata. Simona invece sta indossando questo chemisier abbastanza lungo che ha questa coulisse dietro che le permette, avendo una figura a forma di mela, di segnare il suo fianco, e quindi in questo modo si snellisce. Tante dicono che essendo bassa, visto che comunque la Simo è alta circa 1,60 m, le donne basse non vogliono mettere spesso i capi lunghi, invece in realtà il capo più allungato e anche aperto comunque davanti rende una figura più slanciata. Con queste informazioni spero che le abbiate gradite, ci vediamo e ci rivedremo prestissimo. Ora vi salutiamo e vi abbracciamo tutti. Ciao!